Buongiorno, benvenuti. Un anno fa era domenica ed era l'ultima giornata del nostro festival, che è stato scosso dalla notizia della morte di Pierluigi Di Piazza. Siamo qui a un anno di distanza a ricordarlo, a far risuonare ancora le sue parole in questa chiesa che tante volte l'aveva ospitato negli anni del nostro festival. Fondatore del Centro Balducci, uomo di pace, di dialogo, di accoglienza. Grande intellettuale, una grande perdita per la nostra regione. E ringrazio in modo particolare il fratello di Pierluigi, Vito, che ha scelto Vicino Lontano per presentare una pubblicazione postuma di Pierluigi che è uscita proprio da pochissimi giorni per la Terza, Non uccidere per una cultura della pace. Sono qui a parlarne per voi e insieme a noi, oltre al fratello di Pierluigi, Vito, Gabriella Caramore, giornalista, saggista, insegnato religione e comunicazione alla Sapienza di Roma, autrice e a lungo conduttrice della trasmissione di Radio 3 Uomini e Profeti, che spesso che ha ospitato anche Pierluigi. E a moderare il dialogo il giornalista Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto. Buon ascolto. Buona domenica a tutti, grazie alla professoressa Caramore e a Vito Di Piazza, grazie a Paola per l'introduzione. Come diceva Paola, un anno fa Pierluigi ci ha lasciati e siamo qui questa domenica mattina a parlare di lui, a parlare delle sue parole, un'occasione, Vito, no? Perché la domenica mattina solitamente ci si dava anche appuntamento a Giuliano per ascoltare, per assorbire quelle parole che poi arrivavano come frecce, no? Nei cuori e ti lasciavano degli interrogativi, potevi essere d'accordo o no, ma comunque erano quel seme che poi in qualche modo germogliava e ti trovavi anche a confrontarti con Pierluigi ed era veramente la carica che poi ti dava durante la settimana anche per affrontare alcune cose, sapevi che comunque avevi questo punto di riferimento. Lui non c'è, ma ci ha lasciato molto, soprattutto per quanto riguarda i suoi scritti. Questo libro è un libro che mette insieme alcuni discorsi, alcuni temi che Pierluigi ha affrontato nelle conferenze. Pierluigi è stato anche per moltissimo tempo un collaboratore del nostro giornale, commentando il Vangelo della domenica e aveva sempre questo approccio, tornando al tema di prima, e cioè al tema domenicale, così quando si è un po' meno di corsa, che ci si sofferma un attimo a pensare, aveva sempre questo approccio che ti dava la possibilità di riflettere sui temi, ma non soltanto con una visione che riguarda appunto il Vangelo inteso appunto sotto i temi della religione del cristianesimo, ma Pierluigi aveva la capacità, e siamo qui per questo, perché l'abbiamo conosciuto anche sotto questo aspetto e soprattutto di introdurre poi nel Vangelo i temi della vita che tutti dobbiamo affrontare, che sono quelli più difficili tutti i giorni. Allora Pierluigi, il tema, il titolo del libro è Non uccidere per una cultura di pace. Prima di cominciare... Vito, sì. Scusate. Prima di cominciare a parlare e ad entrare nel tema e nei contenuti, ti chiedo come mai con la Terza hai scelto di fare questo libro per appunto mettere insieme i contenuti di alcuni dialoghi, come dicevo prima, di conferenze e non solo di Pierluigi. Buongiorno a tutti, un ringraziamento speciale a Paola Colombo per la sensibilità e l'accompagnamento dopo
che Pierluigi ci ha lasciato e per aver inserito nel Festival Vicini Lontano la presentazione di questo libro e per predisporre già, come abbiamo fatto l'anno scorso in Vicini Lontano Mont, un altro momento di riflessione attualis. Questo libro è nato in agosto dell'anno scorso, dico brevemente, quando ci siamo trovati io e Lia di Trapani. Lia di Trapani è la persona di La Terza che ha seguito i libri precedenti anche di Pierluigi. La Chiesa fuori dal Tempio, Servizio dell'Umanità, Compagni di strada, Il mio nemico è l'indifferenza. E ci siamo recati a Tualis, assieme in un momento di profonda commozione vicino alla tomba di Pierluigi. Ci siamo detti per il prossimo anno, quando c'è il mese di maggio, che è un mese del tutto pregnante e particolare, La Terza si sente di rendere omaggio a Pierluigi perché anche i suoi libri precedenti, soprattutto anche il primo, ha avuto una risonanza importante a livello nazionale. E Lia di Trapani appunto mi ha sollecitato a mandargli tutto un materiale inedito anche, che di fatto erano gli incontri, le riflessioni che Pierluigi ha fatto sui 10 comandamenti, in particolare con le ACLI, dove lui era stato assistente spirituale delle ACLI per oltre 15 anni, 20 anni, qui in Friuli. E poi gli ho mandato questi scritti, che erano scritti a mano di Pierluigi, che li ha battuti a macchina Laura Chinellato, che è ringraziata anche nel libro, e poi tutti i Vangeli dal 2022 dal 2011 al 2022. E da lì abbiamo costruito questo libro che esce adesso. E quindi è un libro importante, credo. E posso dire che non sarà l'ultimo, perché ho altro materiale. Ed è giusto che Pierluigi venga a sollecitarci, a stimolarci ancora. Ne abbiamo pubblicati 2 quest'anno, non è che si possa andare avanti con 2 all'anno, ma comunque lui aveva una caratteristica speciale. Dalla sua testa, che era molto intraprendente, molto ampia come riflessione e tutto, poi scriveva tutto. E anche le domeniche, quando veniva da noi il pomeriggio a casa, almeno un'ora la passava a scrivere. Per cui ha lasciato tante cose, tanto materiale. E i libri, pubblicare dei libri, credo sia una cosa particolare, speciale, perché dai libri possono attingere tutti e continuare così a ispirarci anche a lui, perché le sue sono riflessioni che anche il tempo che passa, e dirò anche dopo se avrò occasione, anche sono sempre attuali, sono sempre pregnanti e rilevanti. Grazie Vito. Vito, fortissima è l'attesa, no? Cioè, hai annunciato un libro futuro e già è partito l'applauso e credo molti, se non tutti, devono ancora leggere questo. E quindi ci diamo già appuntamento anche per il prossimo libro. Dottoressa Caramore, le chiedo, prima di cominciare e di addentrarci nei temi e nelle tematiche del libro, un ricordo di Don Pierluigi. Allora, Pierluigi mi ha invitato varie volte lì al centro a Giuliano, ma io ricordo in particolare la prima volta che mi ha cercato per telefono. Ricordo benissimo dove stavo all'Auditorium a Roma aspettando di andare a un concerto, e mi ha colpito, ci telefonano in tanti, no? per invitarci in questo, in quel luogo, eccetera. Questo piccolo centro, questo piccolo paese, questa piccola grande cosa, ma piccola, che lui aveva creato, mi ha colpito così il tono, la profonda serietà con cui ha voluto subito presentare quello che loro erano, lui e gli altri, perché ha sempre avuto un'attitudine molto collettiva, diciamo. Ecco, l'assoluta serietà
e la grandezza. Mi ha detto molto semplicemente, con molta umiltà, parlando come di una piccola cosa, delle cose che avevano creato appunto a partire dal terremoto e poi la costruzione di questo centro e poi l'accoglienza che andava avanti, eccetera. Certamente non da solo, certamente aiutato, ma anche chiedere un aiuto è una cosa importante. Ecco, la serietà con cui mi ha presentato se stesso e l'opera dentro la quale mi invitava a parlare, e ho capito anche, ho colto che non si trattava soltanto di un uomo del fare, certamente ha fatto una cosa grande, ma anche di un uomo di pensiero, un uomo così inquieto che cercava il confronto con gli altri, che non aveva compartimenti rigidi dentro cui tenere il suo pensiero. Ecco, e poi questo dialogo al telefono prima è stato un po' informale così, poi quando sono venuta qui si è instaurata immediatamente un'amicizia, diciamo, quindi un dialogo profondo, sincero. Mi ricordo quando mi accompagnava all'aeroporto, mi veniva a prendere, queste lunghe conversazioni, molto intime, come se ci fossimo conosciuti da sempre, e molto sempre sul concreto, sul reale. Il concreto non vuol dire appunto soltanto il fare, ma anche il pensiero ha una sua concretezza, perché se non è un pensiero che è in relazione alle cose diventa un pensiero sterile, inutile. Invece era un pensiero che proprio voleva capire il mondo, cogliere l'essenza del mondo. E allora la cosa che voglio dire è che effettivamente è un po' strano, cioè leggendo questo libro, prima me lo avete mandato in PDF, ma ne ho fatto una lettura superficiale perché non sono capace di leggere in PDF, e quando ho avuto il libro era come se me lo stesse raccontando, cioè sentivo questa voce, perché poi scrive come parla, e quindi, ed è stato come uno strano dialogo con lui, e molte cose le sapevo, molte cose le ho apprese e molte cose mi sono rimaste un po' in sospeso e dopo le vedremo, e certo sarebbe stato bello poter continuare questo dialogo con lui, ma insomma lo continueremo, penso, così in continuità con quello che lui è stato e con quello che lui ha creato. Ecco, questa è la... Lei ha citato, ha parlato dei vostri dialoghi, questi lunghi dialoghi nei quali parlavate, e ha pronunciato adesso la parola mondo. Ecco, allora, qual era l'analisi e la visione del mondo di Pierluigi? Allora, mi limito a quello che ho raccolto da questo libro e da uno dei libri precedenti, che è questo, che è Fuori dal Tempio, la Chiesa al servizio dell'umanità, di cui parleremo poi magari un attimo più avanti. Anzi, se mi è possibile, vorrei leggere un frammento, perché ma più tardi. La visione del mondo, quello che io posso dedurre, soprattutto da questo libro, scritto negli ultimi mesi della sua vita e in questa nostra congiuntura storica, direi una terra desolata. Una terra desolata perché, è chiaro, noi viviamo in un mondo bellissimo, cioè non chiedetemi che cosa significa la parola bello, ma noi sappiamo che cosa è bello, perché lo sappiamo almeno per via negativa, sappiamo che cosa è brutto, che cosa è sporco, che cosa è male, che cosa è corrotto. Tutto ciò che non è questo è bello in questo mondo, cioè è bello l'azzurro del mare, è bello l'azzurro del cielo, il rosa delle nuvole, i campi, i monti, gli alberi, gli animali, le piante. Ecco, e credo che Pierluigi fosse sensibile a tutto questo, perché altrimenti quel centro che lui ha voluto a Giugliano non sarebbe stato anche così armonioso, anche nell'architettura, nel paesaggio, nelle relazioni umane, sempre improntate a serenità, cordialità, ecco, proprio cordialità che veniva dal cuore. Viviamo in un mondo bellissimo, ma questo mondo è pieno di ferite. Questo mondo va verso, ci troviamo in una situazione nuova, e questo emerge molto bene da quello che dice Pierluigi in questo libro intitolato Giustamente alla pace. E relativamente a queste ferite ci sentiamo impotenti. E questa è un'altra constatazione. Non è che lo dice, però
emerge perché ecco, ci sono delle ferite rispetto alle quali non possiamo niente, le macchie solari, lo spostamento dell'asse terrestre, i grandi cataclismi naturali, eccetera. Ma ci sono tante ferite che l'umano infligge a questa terra, e il libro è disseminato qua e là di numerosissimi dati che lui mette lì come delle cose proprio scarne, asettiche, senza fare troppa retorica, dei numeri che però ci mostrano la gravità degli sfregi che gli umani sanno infliggere alla terra. Allora, dice, sembra di assistere ad una impressionante regressione umana, ecco perché ho detto la terra desolata. Una dissennata distribuzione delle risorse, non sono proprio le sue parole ma quasi, fa sì che 1 miliardo di persone soffra la fame, 800 milioni non hanno accesso all'acqua potabile, il numero delle persone denutrite nel mondo è di 820 milioni, un abitante su 9 nel mondo e 1 su 4 in Africa è denutrito. Ogni giorno 36.000 bambini muoiono di fame. Ogni anno 40 milioni di persone. Questo per quanto riguarda la fame. Cioè, poi li mette non in un unico capitolo, ma li dissemina, come a dire, questo è ciò a cui ci troviamo di fronte. E poi i profughi e i migranti, cioè il fenomeno dei profughi e dei migranti ha delle dimensioni impressionanti. 60 milioni di persone al mondo si stanno spostando dai loro paesi d'origine verso luoghi che non sempre garantiscono migliori condizioni di vita, perché spesso è la morte e spesso è una catastrofe rispetto alla dignità umana, e che talvolta hanno conseguenze di lutti, povertà, emarginazione, corruzione, dissesto morale. Allora lui si chiede: ma che cosa serve la raffinata, superba tecnologia umana se non riesce a considerare l'uguaglianza come base di partenza e come punto di arrivo di ogni nostro gesto su questa terra? A cosa serve tutto questo? Dove va a finire la grande capacità progettuale dell'essere umano se non riesce a progettare condizioni di partenza per tutti? Per guardare solo all'Italia, cioè ho raccolto un po' di questo ritratto che lui fa del mondo. Come è possibile che il 5% della popolazione detenga il 72% della ricchezza nazionale, mentre il 60% più povero ne possiede soltanto il 12%? E restando in Italia, che paese è il nostro se il fatturato della corruzione è stimato a 60 milioni di euro? Secondo me è una cifra per difetto. Si deve essere un po' sbagliato. L'evasione fiscale a 120 milioni di euro, abbiamo 5 milioni di abitanti in povertà assoluta, 9 milioni in povertà cosiddetta relativa. Ecco, cioè è stato un uomo capace di guardare davvero non solo con sdegno a queste cifre, ma proprio con dolore, no? con sofferenza, ecco, allora dice: che ce ne facciamo delle leggi? Cioè noi abbiamo le leggi secondo la tradizione ebraica, i 10 comandamenti, le 10 parole di Dio sono delle siepi che il popolo ebraico ha costruito per contenere la brutalità umana. Che cosa ne abbiamo fatto? Oppure sono insufficienti? Abbiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, abbiamo una buona Costituzione italiana, altri paesi hanno delle buone Costituzioni. Che cosa se ne fanno di queste leggi i grandi di questo mondo, i grandi astratti e tuttavia molto concreti poteri, quelli economici, quelli politici, quelli religiosi, quelli militari, quelli mediatici, che agiscono a nostra insaputa? Ecco, qui si sente veramente il dolore, la sofferenza di questa persona che vede il mondo così com'è. Non è soltanto questo, dopo verrà un'altra parte, però questa è la radiografia che fa del mondo. C'è una forma di potere che non sta, come si dice, al di sopra di noi cittadini comuni, ma sta al di sotto, cioè nascosta dentro le viscere degli altri poteri e anche dentro le viscere delle nostre coscienze un po' pigre, un po' scoraggiate. Anche lo scoraggiamento è una forma di pigrizia. Dottoressa, scusi, Sì, se la interrompo. Cioè, questa senz'altro è l'analisi sì. dalla quale partire, perché poi comunque da Pierluigi ci sono anche delle proposte. Il tema sì. Poi di cosa fare, no? Dell'agire, come viene affrontato? Ecco, il tema dell'agire
allora viene affrontato con quello che lui ha fatto, cioè c'è sempre qualcosa che si può fare, cioè c'è sempre qualcosa di diverso, poi vedremo che forse non è proprio sempre come in questa situazione attuale, ma per lo più c'è qualcosa di diverso che si può fare. Se noi lo possiamo fare, lo dobbiamo fare. Cioè si può sempre, invece di dire un no, dire un sì. Invece di respingere, accogliere. Ma accogliere naturalmente non basta, perché non significa niente anche l'accoglienza. Una parola, alla fine è diventata una parola vuota, no? Accogliere. Sì, ma accogliere vuol dire fare un progetto, vuol dire destinare qualcuno a qualche cosa, vuol dire costruire un percorso, vuol dire costruire una strada. Ecco, si può costruire strade, aprire delle brecce, come diceva Kafka, dentro il muro dell'oppressione, scavare delle brecce, scavare delle piccole aperture. Ed è questo quello che lui ha fatto e io spero che continuerà in maniera fattiva questa costruzione straordinaria che lui ha fatto, che non è isolata al mondo, ma che, voglio dire, sono piccole isole di fraternità che certamente, se potessero costituire una rete, cambierebbero la faccia della terra, ma questo non accade perché è così, perché ci sono i muri anche dentro le nostre coscienze, dentro le nostre pigrizie, dentro il nostro scoraggiamento. Ecco, lui diceva, cioè se noi siamo semplicemente scoraggiati, questo diventa un alibi per non fare, non agire. Ecco, mi è venuto in mente, non so, Hannah Arendt, la sua vita attiva, no? Ecco, vita attiva significa che là dove è possibile agire, l'essere umano è fatto per agire, non per stare inerte, perché per agire e per agire pensando, perché anche le altre creature viventi organizzano la loro vita, ma quello che non fanno è il progetto che contempli l'altro. Ecco, e poi soprattutto avere l'altro come dimensione di verifica del proprio fare, ma non per una opzione così astratta, anche questo, l'altro, gli altri, ma perché noi siamo gli altri siamo noi, cioè, quindi c'è questa idea della comunità, della polis, della politica, che ormai poi la polis è la terra, è il mondo, e quindi dentro questo mondo agire come se ciascuno dovesse avere lo stesso valore che è il dato di partenza. E finché non si raggiunge questa uguaglianza, ma anche nelle nostre coscienze, nella nostra percezione, non si potrà salvare nulla, non si potrà fare nulla. Su questo tema volevo coinvolgere Vito. Vito, il tema dell'agire, come poi si coniuga anche in Pierluigi con la speranza di un mondo migliore, con la speranza di fare nel nostro piccolo, come diceva la professoressa, quello che possiamo fare, dire talvolta un sì. Intanto devo ricordare alcuni passaggi ultimi di Pierluigi, ultimi nel senso di quando era a celebrare l'Eucarestia a Giuliano. Le ultime domeniche, e questo mi aveva un po' sorpreso, se così devo dire. Lui in carrozzina, ovviamente, sapendo quello che sarebbe successo, quel passaggio che poi è avvenuto, e certamente aveva tutto ben capito e compreso, nelle omelie, nelle riflessioni, chiamiamo, che come dicevi tu poi lasciavano il segno per attingere all'agire delle settimane, della vita, erano impostate sul tema della speranza. Cioè si sganciava anche dalla esegesi delle scritture e parlava della speranza, il che mi aveva come un po' anche sorpreso, se così vogliamo dire, parzialmente ovviamente. Perché ci sono dei temi nella vita, nelle persone, dei valori che sono fondanti, e perché sono valori decisivi. Parlo dell'amore, che cita anche nel libro Pierluigi, parlo della speranza,
sono fragili e quindi possono anche avere delle oscillazioni, delle cadute. E noi a volte ci troviamo a doverli riprendere, a dover avere coraggio, a dover ristimolarci. E lui fa quel bel passaggio anche nel libro sul lago di Tiberiade, dove i discepoli dopo la sua morte si trovano spaesati e disorientati, c'è una caduta, disillusi di quello che era stato detto e che poi con la sua morte di Gesù tutto sembrava svanito, e gli ha detto di buttare le reti in mare, nel lago cioè, e le reti sono tornate piene di pesci e ricche, e hanno mangiato il pane e il pesce. E qual è la pedagogia di questo passaggio? È quello appunto, è quello della condivisione, è quello della prossimità, perché da soli non si riesce a fare, bisogna essere in relazione con gli altri. E sul tema della speranza dice ancora Pierluigi una cosa importante: se la speranza non è abbinata all'amore diventa un'illusione. E padre Balducci, citato tante volte da Pierluigi anche su queste frasi, su questi temi, diceva che l'unica certezza che può rendermi sereno il trapasso sarebbe di aver distribuito agli uomini speranza. Ma sul tema della speranza io, se mi è possibile brevemente, vorrei citare una poesia che piaceva tanto anche per Luigi, e ricordo anche un'altra persona qui, che passa così, forse non è ricordata a sufficienza, che è un nostro compaesano, Leonardo Zanier, a cui ci legava stima, amicizia, che con Pierluigi è stato al Festival di Mantova, festival culturale importante, e per leggere le poesie di un libro importante, Libers disquinila, che il titolo è veramente significativo e provocante, liberi ma di dover partire, e quindi è una libertà, tra virgolette se vogliamo, liberi ma di dover partire, che sono quei 60 milioni in esodo continuo che aumenteranno i migranti nonostante tutte le situazioni, le politiche, non entro in merito, ma insomma è un esodo che aumenterà. E questa poesia dice questo, la cito in carnico e poi perché è pregnante secondo me, e poi la traduco, perché l'aveva tradotta Pierluigi nel festival, ho il filmato. Domani non è una parabola, è la speranza, non vinche ie, fasinla diventare man, svoie, rabbia e vincerin la paura. E Pierluigi con la mano proprio così la declinava in modo chiaro. Domani non è una parola, è la speranza, non abbiamo che lei. Facciamola diventare mani, occhi e rabbia e vinceremo la paura. Ed è pregnante per questo. Il domani è una cosa in divenire, è dinamico, dobbiamo costruirlo. Parla il tema di Vicino e Lontano è il potere quest'anno. Nel libro lì sono descritti bene i poteri forti che creano l'ingiustizia, che creano poi la violenza, che creano le guerre, le uccisioni. Quindi domani in divenire per essere costruito. Non abbiamo che la speranza, facciamola diventare mani, perché le mani stringono altre mani, creano ponti, creano amicizia, impastano le situazioni per migliorarle, prendono situazioni negative e le impastano in positivo. Non girarsi dall'altra parte, è la scritta che Pierluigi sulla tomba di Ernesto Balducci, dove Pierluigi è celebrato messa per 2 volte in quel cimitero, e sta scritto: gli uomini del futuro o saranno uomini di pace o non saranno. Sulla tomba di Pierluigi c'è scritto una
significativa frase, non girarti dall'altra parte. Quindi mani per costruire, impastare, darsi la mano, entrare in relazione, appoggiarci in positivo. Occhi. Gli occhi chiaramente guardano, osservano, declinano le situazioni di ingiustizia del mondo, vedono i poteri forti che intrecciano diseguaglianze e disumanità. Occhi per sguardi alti, lontani, che sanno vedere il mondo in positivo e lanciano delle sfide progettuali. Occhi, rabbia. La rabbia è qualcosa di importante, nel senso che non dobbiamo essere delle persone impigrite, delle persone rassegnate, ma che si possono ribellare, che devono denunciare, che devono dire le cose che non vanno, perché ai poteri servono persone assuefatte, persone che non parlano, persone impigrite. E con questi presupposti che ho declinato, ho citato di questa poesia che è importante, che anche Pierluigi l'ha in fondo poi commentata in quel festival più o meno in questo modo, vinceremo le paure, vinceremo le paure perché ci siamo attrezzati in positivo prima. Pierluigi è stato anche un grande uomo di pace. Ci sono 2 capitoli, uno che è intitolato Shalom e l'altro per una cultura della pace. Dottoressa Caramore, prima di introdurre, prima di parlare proprio di Pierluigi e del suo impegno su questo fronte, volevo leggere proprio 2 righe, come comincia il capitolo che si intitola Shalom, e dice: chi ha parole, perlomeno, non si dichiara per la pace ma per la guerra. Nessuno, neanche chi decide e attua una guerra, perché nelle sue intenzioni anch'essa è finalizzata alla pace. E poi più avanti, nel capitolo successivo, quello appunto che si intitola Per una cultura della pace, scrive: la giustizia, l'uguaglianza, la libertà, la convivenza pacifica si costruiscono lentamente, passo dopo passo. Le conquiste di queste grandi, imprescindibili situazioni per la vita delle persone, delle comunità e dei popoli non sono mai affermate in modo compiuto e definitivo, bensì sono da difendere, alimentare e ampliare in continuità. Pensiamo, poi cita, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Costituzione e, per quanto riguarda la Chiesa, ai documenti del Concilio Vaticano II. Io volevo con lei proprio sottolineare questo aspetto importantissimo di Pierluigi, che comunque ha partecipato non soltanto attivamente, ma poi anche dedicato molti scritti proprio su questi argomenti. E poi Vito, ti coinvolgo proprio per capire, tu e Pierluigi parlavate molto, anche qual è stato il suo percorso proprio interiore e da fratello, come si confidava con te su questi temi della pace. Dottoressa. Sì, allora, ecco, qui veniamo al nodo più difficile, diciamo, perché... Allora, leggendo questo libro mi è sembrato di capire come la questione della guerra in atto, perché ne ha parlato, cioè quando è morto a maggio, quindi il 24 febbraio era passato da 3 mesi, 4 mesi. Ecco, si capisce come la questione di questa guerra, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, debba averlo amareggiato, turbato anche, rattristato e secondo me anche inquietato rispetto alle sue convinzioni precedenti. E giustamente questo libro è stato intitolato Non uccidere, per una cultura della pace, perché ogni parola è mossa dal desiderio di contribuire in qualche modo a una situazione di pace che non è una cosa data a priori. Ecco, ma appunto va elaborata, lavorata, creata ogni giorno.
Del resto, già nella nostra, chiamiamola, preistoria culturale, non so, i grandi pensatori greci, Eraclito afferma che Polemos è il padre di tutte le cose, Empedocle dice che ci sono 4 elementi, terra, acqua, aria, fuoco, tutti in conflitto tra di loro, e poi ne aggiunge 2 che sono conflitto e filia, la possiamo tradurre con amore, amicizia, quello che vogliamo, e che però attraverso il conflitto, attraverso Polemos si passa, e filia deve essere qualcosa di costruito per contenere Polemos. E peraltro la storia della Bibbia, cioè non la creazione dell'uomo e della donna, ma la storia, comincia con un omicidio, con un fratricidio. Ecco, quindi noi che vediamo nei secoli che si sono alternati momenti di odio, distruzione e fraternità e costruzione, però vediamo che poi sempre ritorna l'odio, la distruzione, il conflitto, la devastazione. E allora come facciamo a far prevalere la pace? Ecco, mi pare che sotto sotto in questi ultimi scritti Pierluigi se lo chieda continuamente anche quando parla d'altro. Allora, praticamente Pierluigi che cosa vuole dire? Che la pace si fa prima della guerra, cioè o si costruiscono prima le premesse per la pace, per il patto, diciamo, oppure la guerra è inevitabile, e quindi costruire vuol dire costruire ponti, aprire porte, mettere in atto pratiche di giustizia, di umanità, di solidarietà, di libertà. Decidendo quali sono le priorità nelle scelte economiche, nelle scelte politiche, nella ricerca anche, perché quando si dice la scienza deve essere libera e poi si decide eticamente, no, la scienza non è mai libera, perché si decide di trovare il vaccino quando c'è la pandemia, si decide di andare su Marte quando si decide di fare i viaggi spaziali, quindi non è che sia così libera la ricerca e poi si decide eticamente, non è esattamente così. Ecco, c'è un modo per realizzare tutto questo attraverso la non violenza, perché già pace è un'altra cosa, perché significa patto, quindi c'è già in atto una guerra. Quindi invece la non violenza predispone a costruire tutto questo. E abbiamo tantissimi esempi, certamente Pierluigi, ma prima di lui, alle sue spalle, Gandhi, Luther King, Thomas Merton, Aldo Capitini, cioè ci sono tanti momenti di questa storia che noi possiamo anche vedere. Una pratica che ha sperimentato la sua efficacia. Se posso, una piccola parentesi, a me piace sempre ricordare che Simone Weil, verso la metà della Seconda Guerra Mondiale, aveva in mente questo progetto folle che aveva proposto al generale de Gaulle, figuriamoci come l'ha presa in considerazione, di creare un corpo di crocerossine volontarie che andassero al fronte a assistere i soldati morenti, di qualunque parte fossero. Perché? Perché dice contro Hitler non possiamo scatenare una forza, non ce la facciamo. Che cosa possiamo fare? Possiamo mostrare una cosa alternativa. Allora è chiaro che una cosa di questo genere, che a me piace molto, è vincente ma è anche perdente, cioè è perdente sul piano della guerra, però è vincente sul piano dell'umanità, sul piano della prospettiva, del progetto, della possibilità che ci sia una logica altra. Ecco, allora oggi mi chiedo, può avere efficacia una risposta non violenta alla guerra quando tutto è andato troppo oltre per essere arrestato? E d'altronde come si fa? Se non c'è una proposta alternativa si continua ad alzare l'asticella della violenza fino al punto di non ritorno. Ecco, ne avrete parlato qui in questi giorni con Lucio Caracciolo, con altri. Oggi ha senso parlare di vincere la guerra? E tuttavia le nazioni continuano a parlare un linguaggio bellico antico, se vogliamo, cioè che non ha soluzione, che non ha alternativa. Un linguaggio di morte che non presuppone la pace. E la questione è serissima e non sembra che qualcuno stia trovando una soluzione. Ecco, la non violenza non può portare a una sconfitta della guerra,
però può fare un'altra cosa. Non so, Lucio Caracciolo dice: la pace è finita, nella marea della grande guerra siamo zattere alla deriva, trascinate da correnti avverse su cui non esercitiamo controllo. Ecco, io penso che questa sia la nostra percezione in questo momento, la nostra sensazione. Vediamo la storia precipitare verso qualcosa che non sappiamo. E mi colpisce l'ostinazione umana a produrre il male, ma cioè, se noi proponiamo una pratica non violenta, ma chi la sta a vedere? Non i signori della guerra. Si possono convincere delle coscienze, ma le coscienze non arrivano. Non lo so, pensiamo alla situazione a Taiwan, dove si producono il massimo dei microchip mondiali. Cioè, è su questo che si sta combattendo la guerra. E nessuno si farà scalfire dalla non violenza. Però allora la non violenza è inutile? No. Perché appunto mostra quale sarebbe l'alternativa, mostra che l'alternativa ci potrebbe essere, ma in questo momento non c'è. E allora forse bisogna continuare ostinatamente in questa pratica, sapendo anche di poter essere sconfitti, sapendo che si sarà sconfitti, ma che ci sarà forse un punto da cui poter ripartire. Ecco, io credo che questa sia la cosa minima ma anche massima che possiamo sperare in questo momento. Cioè non possiamo convincere chi scatena le guerre con la non violenza, cioè mostrando le pratiche di Gandhi, Luther King, Aldo Capitini, Pierluigi Di Piazza, eccetera, eccetera. È qualcosa che noi dobbiamo fare per dare una piccola testimonianza che servirà forse per il futuro. In questo può rientrare forse il discorso della speranza. Però ecco, io credo che dobbiamo passare attraverso questa porta molto stretta, molto dolorosa e molto crocifissa. E però tener ferma una speranza nonostante tutto. Spes contra spem, ecco, questa è la parola, credo che si può dire. Grazie. Non so se sono troppo negativa, ma è così. Non è stata troppo negativa, dall'applauso vuol dire che proprio è arrivata al punto. Grazie dottoressa. Vito, il percorso di Pierluigi sui temi della pace, qual è stato? Come dicevi nella premessa precedente, io e Pierluigi ci siamo accompagnati, abbiamo condiviso le varie iniziative, ne discutavamo, il tempo è quello che è, per cui passerò in rassegna solo alcuni aspetti che però mi sembrano significativi. E visto che siamo qui al Premio Terzani, ho trovato, quando sono stato nel suo micro appartamento a Giuliano, che era pieno di libri e di riviste, e la tavola mangiava in piedi Pierluigi, per cui non si sedeva, ho trovato una targa, che l'ho a casa, qui l'ho solo ritrascritta, ma che ha un legame con Vicini Lontano. Premio letterario Firenze per le culture di pace, dedicato a Tiziano Terzani. 8ª edizione 2013, vincitore della sezione editi Pierluigi Di Piazza e Margherita Hack per il libro Io credo, dialogo fra un ateo e un prete. Associazione Un Tempio per la Pace. Regione Toscana, provincia di Firenze, Comune di Firenze. Credo che si intona bene anche a questo ambiente e a questa sala. E l'impegno per la pace di Pierluigi è stato riconosciuto a livello non solo italiano, perché nel 2004 lui è stato nominato membro onorario della Commissione Giustizia e Pace in Colombia, a Bogotà, proprio per l'impegno importante a favore della pace, della solidarietà e fra i popoli e il dialogo fra le culture e le religioni diverse. E questa nomina è decaduta in maggio dell'anno scorso. E
Una visita speciale, direi, al centro Balducci è stata quella del premio Nobel della pace Adolfo Pérez Esquivel, che è stato imprigionato, ha subito torture, violenze, e nella prigione in cui era stato rinchiuso ha visto una macchia di sangue e con quel sangue sulla parete era scritto Dios no mata, Dio non uccide. Siamo noi che possiamo farlo, sono gli uomini che possono farlo. E Pierluigi dice, passo in rassegna svelto, ci ha indicato la strada, padre, perché poi ha rilasciato un'intervista ai giornali. Non violenza attiva, vicinanza e condivisione coi poveri, profonda spiritualità, ha parlato espressamente della preghiera. Fra la paura e la speranza siamo chiamati sempre a scegliere la speranza. Pierluigi non era un pacifista nel senso di portare solo la bandiera della voleva creare una cultura della pace. Cultura della pace che significa essere prima di tutto noi stessi in pace, una cultura della nostra interiorità che poi contagia gli altri, contagia le comunità, contagia i popoli. E l'anno scorso, questo è un ricordo importante, in una messa in aprile, perché il 5 aprile dell'anno scorso, appunto, Caracciolo in Limes ha scritto il volume La fine della pace. E Pierluigi mi ha detto vammi a comprare sto libro, che poi non è riuscito a leggere al suo modo, perché lui ha letto migliaia di libri. Però la domenica alla riflessione ha alzato il libro, mi ricordo, ma come, dice, non è possibile la fine della pace, scrivere un libro sulla fine della pace. Non può essere finita la pace, bisogna perseguirla, bisogna combattere per la pace. E non a caso cito Papa Francesco che ha detto l'altro giorno in Ucraina, in Polonia, ma dov'è la creatività per la pace in Ucraina? Bisogna cercare anche delle vie creative nuove, non quelle scontate della diplomazia tradizionale, bisogna inventarci anche. Siamo uomini della creatività. Per dire come in Pierluigi la pace non fosse un pacifismo, mi ha sempre sorpreso quel festival di poesia per la pace. Lui ha fatto tante cose, ma un festival della poesia per la pace. Ma perché? Perché ci siamo detti anche assieme, il linguaggio dell'arte, nelle sue varie espressioni, che sono quella musicale, letteraria, cinematografica, delle arti figurative, assume una forza centrale e rappresenta uno strumento decisivo per affrontare il tema pace e guerra. Molti non si ricorderanno, e lo vorrei ricordare qui, perché è un punto importante questo. Nel periodo in cui si discuteva sulla collocazione degli euromissili a Comiso, Pierluigi ha coinvolto varie persone del territorio friulano e ha organizzato un convegno molto importante, Friuli terra di guerra, Friuli terra di pace. Io ho ancora gli atti di questo convegno. E dagli atti emerge il rapporto fra autonomismo friulano e relazione con altre comunità, fra laicità e fede, fra comunità locale e planetaria. Parteciparono all'auditorio dello Zanon di Udine padre Balducci, Gozzini, Rinaldo Fabris, Bruno Forte. E poi da lì è nato il Comitato Friulano della Pace, con sede a Giuliano, e Pierluigi è stato presidente del Comitato Friulano della Pace per 10 anni. Una cosa importante, con un lavoro sul territorio instancabile. Ha percorso il Friuli come le scuole avanti e indietro, creando incontri, relazioni, discussioni, elaborazioni su questo tema. E sono stati fatti altri convegni dal Comitato Friulano della Pace, non casuali. La democrazia nell'era atomica,
una scuola per la pace, informare per la pace. Ed era uscita sempre una rivista bisemestrale. Ogni 2 mesi usciva. E una in particolare è stata un numero speciale, è stato dedicato alla riflessione sulla lettera pastorale del Vescovo Battisti, una chiesa profetica per la pace nel mondo. E lì sono intervenuti Remo Cacitti, che è morto da poco, amico di Pierluigi, e di nuovo Balducci, Bruno Forte, Bellina, il pedagogista Cannavaro. E potrei dire tante altre cose sulla pace, ma vorrei fermarmi su un punto importante, perché stasera qui alla Chiesa di San Francesco verrà ripreso da Massini. C'è oggi il titolo sul Messaggero, la costruzione della bomba atomica, scienza e finanza, il titolo. La scienza non è neutrale, i poteri forti si intrecciano e la costruzione della bomba atomica, delle bombe atomiche, sono appunto nata dall'intreccio tra scienza e finanza. E anche il potere militare, qui non posso dilungarmi, che sembra quasi a sé, e intreccia molto col potere finanziario, le lobby finanziarie e il sistema politico. E Pierluigi, nel libro che prima ho donato alla Gabriella Caramore, In cammino coi popoli della terra, che abbiamo presentato e che sta riscuotendo successo, perché lo stanno comprando in tanti, diceva, c'è un capitolo, Aviano, Hiroshima, Nagasaki. Stasera Masini dice, in sintesi anche, che non si sarebbe mai immaginato che questo suo lavoro, importante anche sulle bombe atomiche, sull'atomica, fosse oggi di attualità così importante, proprio pensando alla guerra anche in Ucraina, perché fino a quando non si tocca con mano sono cose per noi distanti che non ci coinvolgono. E dice Pierluigi, Hiroshima e Nagasaki, ho pensato spesso alla base USAF di Aviano, alle sue armi, ai cacciabombardieri, alle 50 atomiche, più che mai l'ho considerata un assurdo. La base di Aviano è di apparente tranquillità, c'è anche una chiesa, strano, ma c'è, dove si celebra un'Eucarestia. Ma si può celebrare l'Eucarestia con le bombe atomiche sotto? Che senso ha celebrare la crocifissione e poi partono i cacciabombardieri per andare a uccidere, a creare crocifissi, che sono le persone crocifisse? Eppure c'è anche una chiesa. E dice Pierluigi ancora, ma come mai tanto silenzio, tanta quiescenza, tanta noncuranza da parte della società, della cultura, della politica, delle religioni? Come mai ci si continua a comportare, a parlare come se Aviano non ci fosse? E Aviano difatti è come se non ci fosse. È importante rispondere personalmente e insieme a questo interrogativo. Grazie Vito. Dottoressa Caramore, introduco la prossima domanda, così la prossima riflessione con lei su Pierluigi, uomo di fede. Volevo proprio leggere 2 righe dal capitolo che si intitola L'amore, dove lui mette a confronto quello che è chiamato il comandamento dell'amore presente in tutte le fedi religiose. Non bisognerebbe comportarsi verso gli altri in un modo che non è gradito a se stessi. Questa è l'essenza della morale ed è l'induismo. Una condizione che non è gradita o piacevole per me non lo deve essere nemmeno per lui, e una condizione non gradita o piacevole per me, come posso imporla a un altro? Del buddismo.
non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, l'ebraismo. Quello che non desideri per te non farlo neppure ad altri uomini, Confucio. Nessuno di voi è un credente fin tanto che non desidera per il proprio fratello quello che desidera per sé, ed è l'Islam. E veniamo a Gesù di Nazareth: ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco, Gesù di Nazareth, poi c'è... peraltro, attinge alla tradizione ebraica. Esatto, perché... esatto. C'è in queste frasi anche la sintesi proprio dell'amore e del rispetto verso gli altri, ma tornando a quello che ho voluto un po' mettere così anche a confronto, che poi non è una grande differenza, le religioni. Ecco, Pierluigi come viveva, come interpretava, come studiava la crisi del cristianesimo, e anche però è stato impegnato nel dialogo interreligioso. Sì, allora io non posso entrare nei dettagli perché non li conosco, li conosce sicuramente molto meglio Vito, ma da persona esterna posso dire che guardava il cristianesimo come finalmente un uomo del nostro tempo, perché cioè, che cos'è il cristianesimo? È questa lunghissima storia, piena di contraddizioni, è una storia umana, è la storia degli imperi, è la storia degli oppressi, è la storia dei vincitori, è la storia dei vinti, quindi dentro la parola cristianesimo ci può stare di tutto. Allora, è una storia soggetta alla grandezza e alla bassezza della storia umana. Ecco, e questo mi sembra che lui lo avesse molto presente, ma così come ogni altra fede o religione, perché poi alla fine cioè, tutte le religioni, ma anche non solo le religioni, ma le culture dei diversi paesi, delle diverse epoche, alla fine, come dire, dicono tutte la stessa cosa, cioè da parte di tutte c'è una difesa dell'umano, una difesa non solo dell'umano, ma del terrestre, quindi dei nostri fratelli minori o maggiori, gli animali, delle creature vegetali, eccetera. Ecco, c'è una difesa del terrestre, però che cosa succede? Che, ecco, una cosa che aveva molto chiara Pierluigi, mi sembra di poter dire, dunque Dietrich Bonhoeffer nel carcere nazista di Berlino nel 1943 scrive un libretto 10 anni dopo, che significa 10 anni dopo il 1933, quindi l'ascesa al potere di Hitler. E alla fine, insomma, con lunghissime considerazioni, utilissime anche in questo momento della storia nostra, dice che cosa mi ha insegnato alla fine il cristianesimo? A guardare il mondo dal punto di vista del basso. Ma perché dal punto di vista del basso? Non per un'opzione così precostituita, ma perché il basso ci mostra là dove si annida la diseguaglianza. Cioè se ci sono i cosiddetti ultimi, anche questa parola strabusata, ma comunque gli oppressi, i frustrati, i senza parole, i feriti dalla storia, ecco, lì si vede chiaramente dove c'è questo nodo, questo intoppo nella vicenda umana che è la diseguaglianza. Allora se io guardo la storia a partire da questo basso, ecco, ne capisco gli errori, le ferite e anche la necessità di ribaltare. Ecco, in questo il cristianesimo credo che possa offrire una base di sostegno. Allora che cosa fa Pierluigi? Intende la Chiesa non come è stata intesa nei secoli, almeno la Chiesa istituzione, ma magistero, la Chiesa magistra, che ti dice lei come interpretare il mondo, come interpretare il cristianesimo, come interpretare le scritture, eccetera, eccetera, entrando dentro le coscienze con moralismo e così, ma il ministero dell'essere comunità cristiana, cioè guardare le cose dal punto di vista minimale, dei piccoli, della piccolezza, perché è questo che poi dice il Vangelo, no? Il Vangelo esalta il piccolo, il minimo, il ferito, il bisognoso.
Ecco, e allora mi sembra che lui intenda proprio l'essere parte della Chiesa, che poi non ha nulla contro la Chiesa, ma ha molto da dire contro la Chiesa che invece si fa magistra, magistero, istituzione, compromissione con i poteri e così via. E quindi invece riportare l'attenzione alle scritture, ma anche qui, attenzione, non in senso fondamentalista, per cui bisogna giustificare ogni parola della scrittura perché si presuppone che Dio è buono e che dunque tutto quello che è stato scritto in nome di Dio vada bene, perché ci sono delle cose orribili nelle scritture, come in tutti i testi religiosi, ma anche quelli buddisti, anche quelli, non parliamo dei musulmani, ma insomma quelli ebraici, e quella, anche negli stessi Vangeli ci sono cose poco comprensibili per la nostra mentalità d'oggi, e invece estrarre il succo, estrarre la linfa buona, estrarre la linfa vitale, e in questo senso allora all'inizio rilegge le 10 parole di Dio, i cosiddetti comandamenti, che appunto non sono dei comandi, ma sono 10 parole: non uccidere, non rubare, non dire il falso e così via. Sono 10 indicazioni, 10 siepi, e appunto però le rilegge con l'occhio di oggi. Anche perché, per esempio, non uccidere alla lettera, come è nato il comandamento, significa non farti giustizia da solo, però c'era la pena di morte, la condanna a morte e così via. Allora però qual è il succo, ricostruendo l'origine anche temporale, storica di quelle parole? Il succo è non fare del male alla vita dell'altro. Allora oggi non fare del male alla vita dell'altro significa anche non imbrogliarlo, non trattarlo male, non respingerlo perché è diverso, non censurarlo perché ha un'altra pelle, un'altra provenienza, un'altra propensione sessuale, un'altra etica, eccetera, eccetera, ma riconduci tutto a quello che è una minima etica universale, un minimo denominatore comune. Questo è il senso di queste siepi che ci sono state date, e i 10 comandamenti, le dichiarazioni universali, le costituzioni, eccetera, eccetera. Ecco, raccogli questo senso vitale che ti dà il cristianesimo. E allora, a me, diciamo che sono esterna alla vita delle chiese, questo piace, questo è accettabile da tutti, universalmente accettabile. Allora non c'è un primato del cristianesimo, perché lo si è visto, nella storia il cristianesimo ha fatto le cose peggiori e le cose migliori, come ogni altra civiltà e cultura. Ma allora estraiamo quel succo, quella parola viva, ecco, quel seme vivo, quella parola di acqua viva, come dice Gesù, e lui fa questo, estrae le parole che possono dare un senso alla nostra convivenza universale. Anche sulle beatitudini, per esempio, che lui cita e analizza, anche lì bisogna un po' cambiare, perché è vero che nel tempo di Gesù si attendeva il mondo che verrà, il ritorno del Signore, eccetera. Dopo tutto questo è caduto, ma è caduto non solo per disinteresse, ma perché, come dire, culturalmente non ha più senso. Allora, beato chi piange perché sarà consolato, significa, credo, secondo me, lo si può interpretare così: guarda che piange e cerca di consolarlo. I miti erediteranno la terra, sì, ma quando mai? Cioè, quando mai si è visto? Allora, non è che i miti erediteranno la terra in un regno che è da venire e aspettiamo, no. Ci sono i diseredati, ci sono quelli a cui la terra è stata sottratta, cerca di restituirgliela. Quindi questo senso attivo, diciamo, delle parole della tradizione religiosa, che se noi l'assumiamo così passivamente, vabbè, allora fa parte proprio del compromesso, della menzogna, della falsa coscienza, eccetera. Se noi la assumiamo attivamente, ecco che diventa un impegno civile, un impegno di responsabilità, un impegno etico e anche un impegno di fiducia e di speranza, forse, se vogliamo. Grazie. E prima di avviarci verso la conclusione, proprio questo le volevo chiedere, perché prima sì, diceva che appunto voleva citare alcune parole
del libro Fuori dal Tempio. Sì, è un libro precedente, però di Pierluigi Di Piazza, però mi ha colpito e penso che sia bello riproporlo anche in questa sede, in questa giornata di ricordo, in cui fa una piccola confessione di sé e dice: a me piace, naturalmente si riferisce, questo è un libro molto critico sul cristianesimo istituzionale, e dice: la liturgia non è fissa, ripetitiva, ma viene creata e condivisa ogni volta, con i conseguenti cambiamenti nelle modalità e nei tempi. E io ho assistito a delle liturgie di Pierluigi, effettivamente era tutto molto nuovo, molto come dire, legato alla circostanza. Ecco. E dice: a me piace di ricercare nelle mie scelte il riferimento vivo e costante a Gesù di Nazareth e al suo Vangelo. Quindi non alle scritture come dire, un obbligo da ricalcare, ma vivo e costante. Per attitudine e percorso esistenziale rifletto ed elaboro in continuità e se vivo molto tempo in mezzo agli altri, altrettanto ne trascorro da solo, in silenzio, pensando, leggendo, scrivendo. Per quel poco che posso, camminando e contemplando. Mi sento di pregare così. Ecco, anche la preghiera, cioè non è più pensabile che trasmettiamo le preghiere così come sono codificate. Ci deve essere un altro modo, ma già lo diceva Lutero, si prega continuamente, no? Un momento del tutto speciale di preghiera è il silenzio nel quale spesso sosto nel piccolo cimitero di Tualis. Il mio paese natale sulla montagna. Anche la collocazione fra i monti favorisce l'interiorità. In essa vibrano le memorie sempre vive e calde dei miei genitori, di altri familiari e parenti, di tutte le persone sepolte in quel luogo di cui nella quasi totalità conosco la storia, che rimerge dentro di me guardando le foto sulle tombe. Se posso, e faccio il possibile perché avvenga, la domenica pomeriggio, dopo giorni trascorsi fra coinvolgimenti, impegni continui, salgo lassù per vivere un momento di luce, di conforto, di insegnamento, di incoraggiamento. Credo di aver sostato in silenzio, meditazione e preghiera in quel luogo nei momenti più importanti della mia vita. Questo rapporto con la terra del cimitero che custodisce i resti dei propri cari è dentro alla relazione più ampia con la terra della montagna, quel luogo antropologico dove sento in profondità le mie radici, non in modo retrospettivo e nostalgico, bensì come fonte di energia e di vita per il presente e il futuro. È il luogo della nascita, degli affetti più delicati, degli insegnamenti più profondi, di una situazione sociale, di una condizione umana dura, difficile, impegnativa, di grandi sacrifici, ma ricca di sensazioni e di dolcezze interiori, delicate, profonde, ineffabili. Questo poi lo dice ribadendo per una religione intesa come ingrediente della società, ma non una religione statica, ma una religione dinamica e forse mi viene da pensare, riprendendo un'espressione di Aldo Capitini, una religione aperta. Ecco, penso che questo intendesse Pierluigi Di Piazza, non so se mi sbaglio o se lo interpreto male. Dottoressa, professoressa, la ringrazio per aver letto queste righe perché devo dire che nell'ultimo anno ci sono molte persone che proprio visitano questo Camposanto e per salutare Pierluigi e per assorbire la sua energia. E Vito, ti volevo dare un attimo la parola per chiudere, per salutare e poi, siccome so che sabato e domenica c'è un'altra iniziativa proprio per ricordare Pierluigi, mi dicevi prima, se la vuoi dire, così se qualcuno vuole partecipare. Sì, domenica 14 perché è giorno festivo e il 15 che è la giornata che Pierluigi ci ha lasciato, ci ha salutati, lavorativa e quindi è stata scelta la domenica per fare una celebrazione della Messa Tualis che sarà celebrata da Don Paolo Iannacone, presidente attuale del Centro Balducci, e poi ci recheremo in cimitero
e ci sarà lì, in questo passaggio dalla chiesa al cimitero, lo scampanio delle campane. E questo mi è venuto in mente perché il giorno di Pasqua ero da solo lì con Pierluigi alle 10:30 e non c'era la messa alle 10:30, c'era la sera, e alle 10:30 hanno cominciato lo scampanio, come si dice in friulano, scampanotà. E allora mi è venuta l'idea di chiedere, perché non è che siano tanti ormai che hanno quest'arte, al giovane che stava facendo lo scampanio, se era disponibile a farlo il 14. Perché questo? Perché non venga vissuto come intristimento, ma venga dato un tributo solenne a questa giornata. E questo mi sembra la cosa più bella, come era successo quando Pierluigi ha celebrato messa. I profeti sono quelli, e lo insegna meglio di me la cara Amore, non sono io che posso rispetto a lei declinare questa cosa, ma lo faccio nella mia modestia. Sono quelli che fanno la denuncia delle situazioni e poi prospettano delle alternative future. Neanche nel libro c'è l'utopia, luogo non abitato, la profezia che poi viene abitata, l'utopia viene poi riabitata da quello che si fa, sollecitati dalla profezia. Quindi un intreccio. Allora mi chiedo, io l'ho detto il giorno del saluto zuliano, ma Pierluigi è un profeta? Per quello che ha fatto, per quello che ha detto, per quello che ha scritto, per quello che ci incoraggia, che lo possiamo leggere, io direi che è un profeta. È un profeta della pace? Si diceva Padre Balducci è un profeta della pace, ma Pierluigi ha potuto menzionare solo alcuni passaggi rispetto a quello che ha fatto anche qui in Friuli Pierluigi per la pace. Ci vorrebbe un'altra ora, una dedica dal Messaggero Veneto, Pierluigi e la pace, quello che ha fatto nel tempo per la pace Pierluigi qui in Friuli, perché chiaramente poi le cose passano e la memoria a volte si restringe. Io direi che se è nominato Padre Balducci profeta della pace, anche Don Tonino Bello, alza popolo della pace, alzati e cammina, l'ha detto l'Arena di Verona. Don Tonino Bello è andato anche a Sarajevo con tante persone quando ancora aveva il cancro e c'era la guerra nella ex Jugoslavia. Io e Pierluigi eravamo fuori dalla base Uso di Aviano assieme a altre persone a vedere sollevarsi in volo i cacciabombardieri 2 a 2, da lì a poco buttavano le bombe per uccidere nella ex Jugoslavia a pochi minuti e poi tornavano indietro e hanno buttato le bombe nell'Adriatico, nel lago di Garda, dove sono ancora lì adesso. Ecco, tornando anche alle bombe, all'atomica, di cui stasera si parlerà. Per cui credo che Pierluigi possa essere definito un profeta della pace, per quello che ha detto e quello che ha fatto e quello che ha scritto. Grazie. Grazie per aver partecipato a questo ricordo di Pierluigi e alla presentazione di questo libro. Grazie alla dottoressa Caramore che ha raggiunto Udine rocambolescamente, perché abbiamo prima chiacchierato un attimo, sciopero di treni eccetera, comunque ritardi. Grazie davvero e Vito, grazie sempre per la tua presenza e la tua partecipazione. Grazie.